vi sentite esclusi. Gloria al Signore. Primo libro di Samuele, il primo capitolo. Una bella storia, sempre toccata questa storia. Alleluia. Primo libro di Samuele, è la storia della nascita di questo profeta Samuele. Primo libro di Samuele, capitolo 1. Alleluia. Leggeremo tutto il capitolo 1. Una bella storia. Ascoltate la lettura, se non l'avete letto prima, rileggerlo fa sempre bene. Vi invito ad alzarvi in piedi, dobbiamo onorare la parola di Dio. Signore sia lodato. Amen. C'era un uomo di Ramathaim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Jeroam, figlio di Eliù, figlio di Tou, figlio di Suf, Efraimita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna sua moglie e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti, ma ad Anna diede una parte doppia perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente. Fece un voto e disse: O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed egli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca e le disse: quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispose e disse: no, mio Signore, io sono una donna attribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora. Ed egli replicò: va in pace, il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli è rivolta. Lei rispose: possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore. Poi partirono e ritornarono a casa loro, a Rama.
Elcana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio, che chiamò Samuele, perché disse: l'ho chiesto al Signore. E quell'uomo, Elcana, salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire al Signore il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì, perché disse a suo marito: io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò perché sia presentato davanti al Signore e rimanga là per sempre. Elcana, suo marito, le rispose: fa come ti sembra bene, rimani finché tu lo abbia divezzato, purché il Signore adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allottò suo figlio fino al momento di divezzarlo. Quando lo ebbe divezzato, lo condusse con sé e prese 3 torelli, un'efa di farina e un odre di vino, e lo condusse nella casa del Signore a Silo. Il bambino era ancora molto piccolo. Elcana e Anna sacrificarono il torello e condussero il bambino a Eli. Anna gli disse: mio Signore, com'è vero che tu vivi, o mio Signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quel che gli avevo domandato. Perciò anch'io lo dono al Signore finché egli vivrà. Egli sarà donato al Signore. E si prostrò là davanti al Signore. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Come spesse volte mi viene da dire, è così chiara la parola quando la leggiamo, che potremmo solo ringraziare il Signore e dire: Signore, grazie per la tua parola. Amen. Ma ci sono alcune cose che vogliamo insieme vedere e sottolineare. Innanzitutto voglio sottolineare insieme a voi quel verso che dice: e il Signore si ricordò di lei. Quante volte preghiamo il Signore dicendo: Signore, ricordati di me. Preghiamo tante di quelle volte il Signore, passa del tempo, ma ci sembra che il Signore sia dimenticato della nostra richiesta. E viene umanamente da dire al Signore: Signore, ricordati. Per quanto mi è possibile, voglio assicurarvi tutti che il Signore non si dimentica di nessuno. Amen. Grazie per l'amen. Il Signore non si dimentica di nessuno. Amen. Siamo noi che ci dimentichiamo di Lui, ma Lui non si dimentica di nessuno. Ricordate quel ladrone accanto a Lui sulla croce. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, in paradiso, ricordati di me. Alleluia. Il Signore si ricorda sempre di ognuno di noi e adempie sempre le sue promesse. Alleluia. Una bella storia questa, vero? Ha toccato il nostro cuore già la lettura. Anna era una donna che soffriva moltissimo. Sapete qual è il significato di Anna? Grazia. Grazia di Dio. In ebraico Anna, la grazia di Dio. Me l'ha insegnato il fratello Ronino. Quando si rivolgeva a mia figlia Anna, mi diceva: Anna, lui che studiava l'ebraico, cioè Anna vuol dire grazia, grazia di Dio. A me, un bel nome, un bel significato. È una donna, Anna, che soffriva molto e ha sperimentato però veramente la grazia di Dio. C'era suo marito, questo Elcana, aveva 2 mogli e non era permesso da Dio avere 2 mogli, la poligamia non era permessa. Era un'usanza che poi nel corso dei secoli è rimasta nel Medio Oriente, per la parte, ma il piano di Dio è un marito e una donna. Questo devo precisarlo, va bene? Però a quel tempo, ormai era consuetudine, poi nel Nuovo Testamento il Signore specifica, parlando del divorzio, Dio non l'ha permesso, non ha neanche ideato il divorzio, per la durezza del vostro cuore che vi è stato concesso da Mosè, non da Dio. Da Mosè vi è stato concesso il divorzio.
non è qualcosa che vuole il Signore. Amen? Alleluia. Quest'uomo aveva queste due mogli, una gli aveva dato tanti figli e tante figlie, e invece Anna, abbiamo letto, era sterile. La rivale, diciamo tra virgolette la moglie rivale, si prendeva sempre gioco di questa donna, la offendeva sempre, continuamente. Tu non gli hai dato figli, tu non gli hai dato figli. Quindi il dolore in questa donna cresceva anno dopo anno. Pensate quanto dolore si portava dietro, no? Nonostante potesse contare dell'amore particolare del marito che, quanto abbiamo letto, ci fa comprendere l'amasse in un modo speciale, in un modo particolare, a motivo appunto della sua sterilità, no? Sembra che l'amasse di più. Ma anno dopo anno, quando salivano come famiglia ad offrire il proprio culto al Signore, ad adorare il Signore, si ripeteva sempre questo rito, no? Tra virgolette, sempre questa offesa, finché in un momento particolare questa donna entra nel tempio, in chiesa, e prega il Signore in silenzio. Si può pregare in silenzio? Il Signore ascolta lo stesso. Alleluia, perché Dio non è sordo. Dio ascolta quello che dentro di noi diciamo. Ha questa capacità il Signore. Questa donna era piena di dolore, piangeva, muoveva solo le labbra. C'era questo sacerdote, Eli, che abbiamo letto guardava la bocca di lei. Vedete, l'uomo guarda l'esteriore, il sacerdote guardava la bocca di lei, ma Dio guardava il cuore di lei. È diverso, vero? Quindi il giudizio di questo sacerdote fu del tutto un giudizio esterno, superficiale, la offende, la prende per ubriaca, no? Per questo ha bevuto, viene a smaltire qua il vino nella casa del Signore e la affronta, dice proprio questo: va da un'altra parte a smaltire il tuo vino, no? Questa è la casa del Signore. Questa donna gli risponde: io sono una donna tribolata nello spirito, non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. E questo che faceva questa donna è quello che dobbiamo fare noi, non solo di questa mattina. Questa mattina in modo particolare io ti dico: apri il tuo cuore davanti al Signore. Anche quando non sei in chiesa, sei in preghiera, apri il tuo cuore. Io dico sempre, siamo in piedi, vi invito a chiudere gli occhi, chinare il capo e ad aprire il cuore, perché solo con il cuore aperto si può adorare il Signore. Amen. Non è una recita di parole, non è che posso scrivere a Dio una preghiera che recita quando sei in preghiera. Non ha alcun significato per Dio. Per Dio ha un significato profondo, la preghiera che viene dalle profondità del nostro cuore. Amen. Apriamo i nostri cuori alla sua presenza. Quella donna era tribolata nello spirito, ma aveva aperto il suo cuore alla presenza di Dio. Alleluia. Non si era né nascosta né chiusa, ma si era aperta. E quanti invito dire: apriamoci alla presenza, apriamoci, apri il tuo cuore, non chiuderti in te stesso. Molti si chiudono in se stessi e quando dicono qualcosa anche al pastore dicono per fargli capire qualcosa, ma sicuramente il pastore non capisce niente, perché quelle frasi fatte e non fatte io purtroppo sono limitato, non riesco a capire. Però apriamoci alla presenza del Signore. Non puoi far capire niente al pastore, va bene, è uomo anche lui, va bene. Apri il tuo cuore alla presenza del Signore. Apriamoci, sii te stessi, sii nudo davanti a Dio. Non vuol dire devi spogliare, nudo, così come sei, anche perché Lui sa chi sei, come sei.
È Lui che ti ha fatto, che ti ha creato. Amen. Apriamoci alla presenza del Signore. E questa donna diceva: non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Quando si apre il cuore davanti al Signore, molte volte, sapete, viene da piangere. Che meravigliosi momenti quelli del pianto. Ma da quando è che non piangi davanti al Signore? Forse stai diventando duro il tuo cuore. Se così è, rimedia. Puoi piangere alla presenza del Signore. Non c'è nessuna vergogna. Nella tua stanzetta, quando ti chiudi, piangi, piangi. Arrenditi. Amen. Amen. Quella donna questo stava facendo. Dopo tanto tempo di sopportazione, di offese, a un certo momento dice: oh, ma Signore, e si apre alla presenza di Dio. Alleluia. Egli capisce l'errore. Per quanto sacerdote, per quanto pastore, per quante etichette possiamo avere, siamo uomini e possiamo sbagliare. Ma l'unico che non sbaglia mai, non sbaglia le valutazioni, è il Signore. Amen. Egli capisce che ha sbagliato e dice: vai in pace. E il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli è rivolta. Lasciali stare nel suo momento di adorazione e di preghiera. Preghiamo per i pastori. Amen. 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 Perché è facile distruggere un'anima quando in modo superficiale la giudichi. Noi non vogliamo giudicare nessuno, vogliamo pregare il Signore per noi. Quindi preghiamo per i pastori. Amen. È una grossa responsabilità pregare per gli altri. Annunciare e insegnare la parola di Dio ad altri è una grossa responsabilità. Prima bisogna vivere, dopo puoi parlare agli altri. E siccome siamo uomini, abbiamo bisogno che il Signore ci perdoni, ci guida, ci istruisca. Amen. 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 Gloria al Signore. Gloria a Dio. Alleluia. La donna finì la sua preghiera, uscì dal tempio. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu più quello di prima. Prima era sconsolata, afflitta, piangeva, era triste. Ma quando ti apri alla presenza del Signore, avviene qualcosa, no? Il tuo aspetto cambia. Come cambiò l'aspetto di Anna, cambia anche il nostro aspetto. Quella tristezza che avevamo prima di andare in preghiera alla presenza del Signore non l'abbiamo più. Sapete perché? Perché abbiamo dato la nostra tristezza, il nostro peso a Lui. Ecco che quella donna si sentì diversa. Ebbe come la certezza che qualcosa poteva accadere nella sua vita, qualcosa di meraviglioso, perché si era rivolta a Dio come mai prima aveva fatto. Alleluia, amen. Alleluia. L'indomani lei e suo marito si alzarono in buon onore e si prostrarono davanti al Signore, poi partirono e ritornarono a casa loro. L'indomani lo stesso andarono in chiesa e ringraziarono il Signore, perché l'esperienza che hai fatto di benedizione, di tocco dello Spirito Santo, che ha alleviato il tuo peso, non è che poi ti devi dimenticare, devi sempre ringraziare il Signore. Amen. Questo fecero marito e moglie, andarono alla presenza del Signore, lo ringraziarono e poi se ne tornarono a casa. Si unirono e il Signore si ricordò di lei. Amen. Amen. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele. Gloria a Dio. L'ultimo giudice di Israele, un grande profeta,
unse il re Davide come re di Israele. Vedete che privilegio dà il Signore, eh? Alleluia, non solo gli diede un figlio, come aveva chiesto, maschio, ma pure anche questa gioia di vedere suo figlio che poi servirà il Signore per tutta la sua vita. Ed è questo il nostro desiderio, che i nostri figli servono il Signore. Amen. Amen? È un desiderio. È un miracolo che Dio può fare. Amen. Questa donna mentre pregava fece un voto, una promessa al Signore. Se tu mi dai questo figlio che io ti chiedo maschio, ti prometto che io te lo dono, però rendimi la gioia di diventare madre. Ti prometto che sarà sempre al tuo servizio. Così fece. Rimase incinta, partorì, mise nome Samuele, vuol dire il Signore mi ha ascoltato, Dio mi ha ascoltato, ha ascoltato la mia preghiera. Alleluia. E non è che partorì e abbandonò suo figlio. Sentì il cuore di allottarlo, dargli ciò che una mamma deve dare al proprio figlio i primi anni, no? Che sono quelli più importanti. E disse a suo marito: fino a quando non sarà divezzato mio figlio io non lo darò, ma quando sarà divezzato lo darò al Signore. Alleluia. Era dura lasciare il proprio figlio che tanto si era desiderato, lasciarlo crescere nella casa del Signore. Sì, era nella casa del Signore, però era dura, no? Per una mamma. Dobbiamo dare a Dio, fratelli, tutto ciò che gli abbiamo promesso, anche se ci costa. Non dobbiamo dimenticare le promesse che abbiamo fatto a Dio. Amen? Certo non usiamo insegnare di fare dei voti a Dio, no? Ma sicuramente quando accettiamo il Signore ci proponiamo di servirlo tutti i giorni della nostra vita, vero? Quando mi sono battezzato non me lo dimentico mai. Il pastore, il mio pastore, prometti di servire il Signore tutti i giorni della tua vita. Tutti i giorni. E anche di più. Amen. Questo vuol dire che dobbiamo anche dare al Signore tutto ciò che gli è dovuto. Non solo il servizio, la vita, il tempo, denaro, anche denaro. Tutto ciò che abbiamo gli appartiene. E con questa visione si può andare avanti per vedere la gloria di Dio. Amen. Questa donna lasciò il figlio che così aveva promesso a Dio. Lasciò il figlio al profeta. Fallo crescere qui, vicino a te, nel tuo servizio. Amen. Amen. Alleluia. E così crebbe Samuele. E da piccolo il Signore gli parlò. Più avanti, leggendo, si scopre che da piccolo ascoltò la voce di Dio. Ma ancora i bambini ancora oggi, sapete, gli adolescenti, si danno il cuore al Signore, possono anche loro ascoltare la voce del Signore. Io ho fatto un'esperienza, l'ho raccontato ai miei figli. Mi ricordo ero bambino e avevamo una piccola missione a Carlentini. Allora Lentini era la mia città, diciamo la chiesa dove sono nato, e a Carlentini, un paese attaccato proprio a Lentini, era a Lentini Alto in pratica,
avevamo una piccola missione e avevamo preso in affitto un locale. Mi ricordo che da bambino eravamo in preghiera e ho visto un occhio grande, un occhio bellissimo, un occhio. E da quel momento ogni volta che ero in preghiera vedevo sempre, fino ad ora, quando sono in preghiera vedevo sempre questa immagine, questo contorno di quest'occhio. È un'esperienza che ho fatto, mi porto dentro. Oltre poi la guarigione del cuore, anche da bambino. I bambini possono fare esperienze così. Amen. Però portiamole nella casa del Signore. Amen. È sbagliato dire come genitore e pensare sono bambino, sono a casa, è sbagliato. Portali in chiesa. Fratello, ma che questa è una visione limitata che hai, non è una visione spirituale, è una visione limitata. E se hai questa visione limitata, sarai sempre limitato e vedrai sempre i limiti della tua casa e della grazia di Dio e della gloria di Dio. Porta i tuoi figli in chiesa, Amen. fagli ascoltare la parola di Dio, fosse anche una parola, Signore, una briciola che cade dal cielo, una può fare grandi cose nella vita del tuo figlio. Amen. Amen. È un consiglio sempre abbiamo dato come pastore, ho dato sempre da piccolo. Il mio insegnamento è quello, il mio pastore è quello, ci ha insegnati sempre. Portate i figli alla scuola domenicale, portate i figli in chiesa, ma fanno baccano, portali in chiesa. Amen. Amen. Samuele è cresciuto nella casa del Signore, è diventato un profeta, un giudice di Israele, è diventato un uomo nel quale Dio si è usato grandemente, potentemente. Gloria a Dio. Amen. Le cose grandi che fa Dio. Una donna vituperata, offesa, piena di dolore, è stata premiata da Dio. Una donna che ha potuto dire mio figlio è un profeta dell'Iddio vivente. Alleluia. Una donna che può dire mio figlio serve il Signore. Amen. Una donna che può dire mio figlio è stato l'ultimo giudice di Israele. Amen. Amen. Una donna che può dire Dio ha ascoltato il mio dolore, ha cambiato la mia tristezza in gioia. E questa mattina il Signore può fare la stessa cosa nella tua vita. Alleluia. Forse non sarai sterile, hai già dei figli, non lo so. Hai un bisogno. Apri il tuo cuore alla sua presenza. Alleluia. Hai un voto da fare a Dio, una promessa, falla. Io non ti suggerisco quale sia questa promessa, ma sappi che il Signore, come si ricordò di Anna, si ricorderà di te. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, mettiamo in pratica la fede. Alleluia, quello che abbiamo ascoltato nella parola di Dio, come lo Spirito Santo ce l'ha fatta arrivare al nostro